Guardi, adesso finalmente riesco a vivere un attimino più sereno, però sono stati 21 anni che non auguro veramente a nessuno. Per dormire avevo bisogno di ansiolitici e questa ultima indagine, che è stata aperta 2 anni e mezzo fa, certamente non ha facilitato la risoluzione dei miei problemi. Adesso finalmente possiamo chiudere un capitolo e sperare di vivere con un po' più di serenità. Elvo Zornitta rompe così il silenzio dopo i nuovi sviluppi del caso Unabomber. Dopo l'analisi di 68 reperti genetici provenienti da 27 oggetti, nessuna delle 11 persone coinvolti infatti è risultata compatibile con il materiale biologico e il procedimento sembra avviarsi verso l'archiviazione senza un responsabile. Ripercorrendo oltre 20 anni di difficoltà, l'ingegnere ricorda il peso di un'accusa che ha cambiato la sua vita. C'è stato un periodo nel 2006 in cui aspettavo solo che venissero per mettermi in prigione, quindi sì, ci sono stati periodi veramente difficili, veramente bui. Tutti gli indizi che avevano ricavato non erano certamente sufficienti per incriminarmi o per accusarmi di qualsiasi cosa, quindi un po' per volontà, un po' per pressione dei media, qualcuno ha voluto inventare la prova regina, la famosa prova regina. E questo certamente è andato a distruggere la mia vita, la mia famiglia e ha distrutto contemporaneamente anche il proseguo delle indagini, che non sono state più svolte a tutto campo ma solo indirizzate alla mia persona. Oggi la prospettiva dell'archivazione porta con sé sentimenti contrastanti. Da un lato la fine di un lungo calvario giudiziario, dall'altro la sensazione che restino ancora molti interrogativi irrisolti. Prima di tutto un sentimento di dispiacere verso tutte le persone che sono state offese fisicamente da questo Unabomber e che non avranno ovviamente nessun riconoscimento, nessuna giustizia. La seconda è l'aspetto più tecnico. Ovviamente qua si stava parlando di analisi di DNA mitocondriale. Abbiamo alcuni esempi in cui questo ha permesso di risalire tramite uno screening sulla popolazione e di risalire al colpevole. In questo caso sono stati analizzati 49 persone e pensiamo che nel periodo clou, cioè nel 2005-2006, DNA era stato rilasciato da migliaia di persone, perché non è stato fatto lo stesso. È una domanda da farsi. E oggi ingegnere che cosa chiede? 21 anni completamente rovinati, la famiglia che per fortuna mi è rimasta solidale ma ha patito con me, lavoro perso, ho dovuto ricominciare da zero. Tutto questo ovviamente chiedo che venga risarcito, ma soprattutto che mi vengano risarcite tutte le spese che ho avuto, che sono state ingenti.